Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul parquet nero del Palagems di Roma, la Lazio in maglia nera e inserti dorati, la Roma in giallo-rosso. Buonasera da Matteo Santi e Andrea Ubei. E allora siamo pronti a vivere il derby di Roma, andiamo a sentire le interviste nel prepartita. Daniele Chilelli, capitano, simbolo, bandiera della Lazio. I derby sono sempre speciali, si può dire però che quello di oggi, per i tanti problemi, per gli infortuni, per la situazione di classifica, è ancora più importante e speciale? Buonasera a tutti, oggi è il derby più importante, diciamo, dell'anno, perché è la partita dove delineiamo un po' il nostro campionato. Abbiamo avuto un'infinità di infortuni, oggi recuperiamo Duarte, certo abbiamo fuori ancora Jetson e Diego, però cercheremo di recuperarli strada facendo. Però oggi è uno scontro diretto per la salvezza, perché ormai bisogna parlare di salvezza e quindi viene proprio a ciccio il derby. Sono passati 2 mesi dalla gara di Coppa Divisione. Quanto è cresciuta la tua squadra e quali sono gli errori da non ripetere oggi? Sicuramente siamo totalmente un'altra squadra. Abbiamo incontrati, diciamo, in un periodo dove eravamo in assestamento anche come rosa. Adesso siamo un po' cambiati, la squadra sta prendendo coscienza e se la può giocare un po' con tutti, anche se è una squadra molto giovane. Non dobbiamo commettere gli errori dell'altra volta di distrazione. Abbiamo preso 3 gol su palle da fermo la scorsa volta e quindi sono errori di concentrazione e di distrazione. Abbiamo lavorato tanto questa settimana su questi aspetti, speriamo di non ripetere quel tipo di errori. Grazie mille Emanuele Di Vittorio. A Roma a dare il calcio d'inizio dell'incontro che arriva in questo istante. Primo possesso sotto il gruppo, seguiamo però la Roma dentro, il pallone riceve in area di rigore Di Scala che si gira, prima parata importante di Valerio Barigelli. La punizione mentre rivediamo la prima occasione e la prima parata importante di Valerio Barigelli. Capponi punta proprio Castaldo, le finte, ancora Capponi, mette dentro il pallone per Sardella, la Lazio in vantaggio dopo 6 minuti di gioco, la luce l'ha accesa Valerio Capponi. Sì, ottima giocata di Capponi, ha fatto una giocata molto importante, ha saltato il diretto avversario con un paio di finte, ha messo una palla splendida per Sardone. Ecco, vediamo prima fa finta di andare a destra, se la suola sul sinistro, quindi giocata importante con entrambi i piedi e Sardella da lì non può fare altro che metterla dentro. Ottima azione di Capponi. Gongola sicuramente Carmine Tarantino nel vedere questa grande giocata. Arriva Lupi, l'ha visto Biscossi, lo serve col tapco, Lupi calcia e poi dopo la parata di Rodriguez salva sulla riga Donadoni. Ottima ripartenza biancoceleste. Benissimo Capponi per Biscossi, doppio passo, va via Biscossi, si allarga un po' troppo, cerca il tocco sotto, pizzica la traversa, grande azione personale di Biscossi. Ruba palla, Caiche va via, Caiche addosso a Barigelli, Duarte, Nicao, calcia! Che gol! Nicao, la Lazio raddoppia. Un missile, veramente un missile di Nicao sotto l'incrocio di pali, credo che abbia colpito anche la parte bassa della traversa prima di infilarsi in rete. Veramente un missile dalla fascia laterale. Eccolo che lo rivediamo, la rimessa laterale di Duarte. Arriva Nicao su tocco corto, una bomba di destro sotto l'incrocio, palla che dà un bacino alla traversa e termina proprio la corsa in rete per il raddoppio della Lazio. Ricordiamo, classe 2001 Donadoni, nel frattempo l'errore e la Roma accorcia le distanze con Caiche da Silva che come un falco non si fa pregare sul passaggio sbagliato, credo di Musumeci, e la Roma accorcia le distanze 2-1. Sì, errore decisivo di Musumeci che ha dato una palla in orizzontale corta a metà strada tra il portiere e il compagno dalla parte opposta. Facilissimo per Da Silva intervenire e mettere la palla alle spalle di Barigelli. 9 minuto della ripresa, la Roma accorcia le distanze con il gol del suo capitano Caiche da Silva, c'era andata vicinissima in un paio di occasioni. Gastaldo in parallela, dentro profondo, la grande giocata di Donadoni, largo il pallone e Cardone si divora il gol del pari. Super giocata questa di Felipe Donadoni, un giocatore che mi fa impazzire. Poi largo per Cardone, c'era anche ben piazzato Duarte sulla riga. Prima di trovare il gol del pari, Cardone calcia diretto in porta, Barigelli poi Di Scala prova a partire
è più veloce Di Scala, grande palla sul secondo palo e super intervento di Barigelli che subisce il fallo per l'arbitro di Batata, tiro libero per la Lazio. Momento cruciale, fischia l'arbitro, parte Sardella, il sinistro di Sardella, pallone sul fondo, l'ha toccata Tarenzi, grande parata sul piazzato di sinistro di Sardella, corner per la Lazio. Ma secondo me libera calciata malissimo da Sardella. Con la panchina, Batata, extra pass, Caiche, Barigelli, grande parata. Capponi, passa, Capponi per Biscossi, il pallonetto, Rodriguez, la trova lì. Si attende solo il fischio da parte del direttore di gara. Parte Caiche che calcia col destro, batte Barigelli, la Roma pareggia il derby a 2 minuti e mezzo dalla fine, risale da 0-2 e fa 2-2, doppietta di Caiche da Silva. Rimonta della Roma, pareggio, però mancano 2 e mezzo. Entrambe le squadre hanno la possibilità di fare il bottino pieno perché sono entrambe le squadre a 5 falli, i ritmi sono altissimi, ormai non ci sono più tatticismi, quindi si va per cercare di fare proprio l'intera posta. Ancora Caiche contro Barigelli, parte da centrocampo Caiche da Silva, stavolta Barigelli fa finta di andare avanti, poi in porta e neutralizza il libero di Caiche da Silva. Ha cambiato la lettura stavolta Barigelli e gli ha detto bene, è rimasto in porta. Caiche ha calciato potente ma centrale, bravo Barigelli. Non credo che ci sia il tempo materiale per arrivare fino dall'altra parte. Capponi prova a far tutto lui, termina giù, Di Scala, fallo proprio sulla sirena, c'è tiro libero per la Lazio, ingenuità colossale di Scala e Capponi si è preso il fallo proprio sul suono della sirena, subito un attimo prima. Questa è la follia, stavo quasi per dire che l'unica possibilità che ha la Lazio è puntare perché non c'erano i secondi per arrivare a calciare in porta. E la Roma ha fatto un fallo che è veramente un suicidio puro. Mettere il piede a 0 secondi alla fine non ha veramente alcun senso. E la Lazio adesso può tirare il tiro libero e la partita finirà qui. Gli arbitri hanno confermato che il fischio è arrivato prima della sirena, ci era sembrato così effettivamente anche in live durante la partita. E stanno dicendo anche che non ci sarà su un'eventuale ribattuta, non ci sarà la respinta. E allora tiro libero per la Lazio a 0 secondi dalla fine, la può vincere sulla sirena la Lazio con Biscossi contro Tarenzi che è rientrato al posto di Rodriguez. Tarenzi ha già parato un tiro libero in questa partita, si attende solo il fischio dell'arbitro che va a far rispettare la distanza a Di Scala, arretrato di un passo. Anche Batata viene fatto arretrare, con un po' di esperienza fa perdere qualche secondo di concentrazione a Biscossi Batata. L'arbitro riprende la sua posizione, Biscossi contro Tarenzi, calcia in porta! Biscossi! La Lazio vince il derby sulla sirena! 3-2! Questo è uno sport pazzesco! Sì, non ci stancheremo mai di dirlo. Partita che sembrava finire in tutti i modi e in tutti i modi ci siamo stati smentiti. Pensavamo alla vittoria della Lazio a un certo punto sul 2-0, poi la Roma ha riagguantato, poi poteva andare in vantaggio, alla fine a 0 secondi dalla fine arriva il 3-2 di un giocatore che credo sia stato tra i migliori in campo oggi. Penso di poterlo dire senza rischiare di essere smentito. Ha fatto una partita strepitosa e si merita questo gol a 0 secondi dalla fine. Fa malissimo però. Fa malissimo alla Roma, Lazio che sale a 9 punti in classifica, una partita bellissima Andrea, complimenti a tutte e due le squadre, la Lazio ha giocato bene.